Susanna Recchia e la figlioletta Mia sono morte annegate. L'ispezione cadaverica conferma l'ipotesi dell'omicidio-suicidio nel Piave. Faremo un percorso di comunità per superare questa tragedia, dice il sindaco. L'ipotesi del lutto cittadino nel giorno dei funerali. Claudio Vanin, l'imprenditore trevigiano che con le sue rivelazioni ha portato l'inchiesta Palude a Venezia, accusato a Treviso di tentata estorsione a un altro imprenditore, ha chiesto il rito abbreviato. Via vai da una stradina di campagna di Resane, i carabinieri scoprono della droga nascosta nel tronco di un albero, si appostano e arrestano il pusher. Un topo morto in una confezione di wafer, la denuncia arriva da Brindisi dove sono stati acquistati biscotti, ma le indagini riguardano l'azienda trevigiana produttrice. Metterà al servizio della Regione l'esperienza amministrativa maturata come sindaca di un piccolo comune. Valeria Mantovan, primo cittadino di Portoviro, è il nuovo assessore al lavoro della Giunta Zaia. Parla il professore insultato da uno studente di un istituto superiore della Marca Trevigiana perché gay. Caso archiviato, così dice il prof, non si tutelano i docenti. La settimana europea della mobilità Casugana pensa a un bus circolare sul PUT e alla pedonalizzazione di Piazza Duomo, ma anche a nuove zone a 30 km all'ora. Pezzi di Viustel con all'interno degli aghi lasciati lungo il marciapiede, forse la vendetta di un cittadino infastidito dalle deiezioni dei cani, è successo a Musano di Trevignano. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La vicenda poi di questi giorni, la vicenda straziante di Susanna Recchia e della piccola Mia, non ci sono più dubbi, le due donne, madre e figlia, sono morte annegate. L'ispezione cadaverica conferma l'ipotesi dell'omicidio-suicidio con la donna che si è progressivamente immersa nelle acque del Piave. Resta ancora da capire se la bimba fosse addormentata o meno. Adesso si attende di poter dire addio a questa donna di 45 anni e alla figlioletta di 3 anni. Uno shock per le famiglie ovviamente, ma anche per la comunità di Miane, con il sindaco che è pronto a decretare il lutto cittadino, intanto pensa a dei percorsi di sostegno per tutta la comunità. Sono morte annegate Susanna Recchia e la piccola Mia. Sui loro corpi non ci sarebbero né ferite profonde né contusioni compatibili con una caduta o con il coinvolgimento di terze persone. Il quadro emerso nella seconda ispezione cadaverica condotta dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto all'obitorio di Treviso non lascerebbe più spazio a dubbi. Non sarà quindi necessario l'esame dell'autopsia. Sembra così confermata l'ipotesi della prima ora già tracciata dai cani molecolari, quella per cui la 45enne con in braccio la figlioletta di 3 anni si sarebbe fatta scivolare nelle acque del Piave nelle vicinanze del ponte di Vidor, e questo dopo aver posteggiato la propria auto, una Tiguan bianca, in via Marinai d'Italia a Covolo di Pederobba. Ulteriori esami di tipo tossicologico non sono stati disposti per capire se madre e figlia fossero del tutto coscienti, se avessero assunto, per intendersi, sostanze psicotrope o in grado di diminuire i riflessi. Di certo quando si sono immerse erano vive. Una dinamica chiara che potrebbe portare presto la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio-suicidio, a dare il nulla osta ai funerali. Il comune a sua volta sta valutando il lutto cittadino. Per il lutto cittadino ci stiamo ragionando, anche perché, come dicevo, non c'è ancora la data per i funerali e siamo pronti per fare anche il funerale, diciamo tenendo conto della viabilità, dei parcheggi, di tutto, insomma, ecco. Ma un conto è l'ultimo saluto, un altro occuparsi di chi rimane, in particolare i 3 figli più grandi della donna. Il supporto psicologico, questa è l'intenzione del comune, sarà però generale, non si escludono incontri pubblici. L'intenzione nostra comunque è quella di creare i presupposti per fare un percorso anche di comunità, perché una questione così è troppo grande da far passare, insomma, ecco. Una vicenda, quella di Susanna e della piccola Mia, che sconvolge anche gli operatori del settore, medici e avvocati di famiglia. L'appello è che tutte le amministrazioni, con le difficoltà economiche che ci sono, ne sono abbastanza convinta, facciano un'azione di servizi sociali molto più forte di quello che finora abbiamo fatto, perché guardate che ormai anche nelle separazioni le situazioni di gestione dei minori stanno diventando complicate anche per noi avvocati. Viviamo tutti in una società di soli e non si riesce a parlare con il
il partner, è proprio un problema sociale che riguarda persone insospettabili. E ora un'importante precisazione: nelle edizioni del telegiornale di Antenna 3 di domenica 15 settembre, all'interno dei servizi relativi alla tragedia della mamma annegata con la figlia di 3 anni nel Piave, è stata mandata in onda per errore la fotografia di una signora del tutto estranea al terribile fatto di cronaca, omonima della vittima Susanna Recchia, quest'ultima molto somigliante, residente nella stessa area. Tale equivoco, in cui sono in corse purtroppo molte testate sia nazionali che locali, è stato immediatamente corretto nei servizi successivi. All'interessata e ai nostri telespettatori, a tutti voi, vanno le nostre più sentite scuse per l'accaduto. Voltiamo pagina. Claudio Vanin, l'imprenditore trevigiano che con le sue rivelazioni ha portato l'inchiesta Palude a Venezia, si trova accusato a sua volta di tentata estorsione in tribunale a Treviso nei confronti di un altro imprenditore, una vicenda complessa con il legale di Vanin che esclude relazioni tra l'inchiesta trevigiana e il terremoto veneziano. Vanin questa mattina intanto ha chiesto proprio attraverso il suo legale il rito abbreviato. Da grande accusatore ad accusato, Claudio Vanin, l'imprenditore trevigiano che con le sue rivelazioni ha terremotato Venezia, portando l'inchiesta Palude, in tribunale a Treviso deve difendersi dall'accusa di tentata estorsione, un ricatto a luci rosse che avrebbe formulato nei confronti di un altro imprenditore. Mando a tua moglie le foto al night, il contenuto di alcuni messaggi che hanno portato alla denuncia e ritenuti di tipo minatorio. Sullo sfondo, questo è il punto, ci sarebbe stata un'avvertenza tra i due imprenditori relativa a Palazzo Donà, uno degli immobili acquisiti a suo tempo dal magnate singaporese Ching Wong, nomi e luoghi finiti nei faldoni dell'inchiesta Palude. Per l'avvocato fiorentino Neri Cappugi, che rappresenta Vanin, non ci sono però relazioni tra la tentata estorsione per cui si procede a Treviso e lo tsunami giudiziario lagunare. Avvocato, senta, che relazioni ci sono con l'inchiesta, se ci sono, della Palude Venezia? Ma io direi che non c'è nessuna relazione, ecco. Se poi qualcuno vuole forzare la mano e mettere in relazione, lo faccia, però è un qualcosa che va oltre le aule di giustizia. Presente a Palazzo di Giustizia, Claudio Vanin, attraverso il suo legale, ha chiesto il rito abbreviato con il giudice per l'udienza preliminare, chiamato a sciogliere le riserve per il prossimo mese di febbraio. Quanto all'accusa specifica per tentata estorsione, l'avvocato è tranchant su un dettaglio. Che dettaglio non è? Non esistono foto. Poi ripeto, sarà il giudice, nella serenità della Camera di Consiglio, a decidere se effettivamente vi sia un'imputazione per la quale condannare il Vanin oppure assolverlo. La cronaca: i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno arrestato un quarantenne marocchino per possesso ai fini di spaccio di 27 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish. Nei giorni precedenti alcuni cittadini avevano segnalato movimenti sospetti in una strada di campagna del comune di Resana. I militari hanno individuato della sostanza stupefacente nascosta nel tronco di un albero. Il nascondiglio è stato tenuto d'occhio dai carabinieri nascosti nella vegetazione e il lungo appostamento ha consentito di cogliere in flagranza l'uomo mentre prelevava la sostanza per poi allontanarsi rapidamente in macchina. Ne è scaturito un inseguimento al termine del quale l'uomo è stato bloccato mentre tentava di disfarsi della droga gettandola dal finestrino. Recuperati e sequestrati lo stupefacente e 5.000 euro in contanti. Così dunque a Resana l'operazione da parte, lo ricordo, dei carabinieri di Castelfranco Veneto. Un'altra vicenda che sta destando scalpore, non solo a livello locale: un topo morto in una confezione di wafer. La denuncia arriva da Brindisi, dove sono stati acquistati biscotti, ma le indagini riguardano l'azienda trevigiana che li ha prodotti. Gli operatori del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulse 2 si sono presentati nello stabilimento trevigiano di produzione. Sotto la lente di ingrandimento le confezioni di wafer.
Qui il prodotto viene impreparato e impacchettato ed è proprio dentro una di queste che è stato trovato un topo morto. La terribile scoperta è stata fatta da una coppia di Brindisi che ha acquistato in un supermercato di Francavilla Fontana una confezione di wafer ricoperti di cioccolato. La donna che ha mangiato il biscotto si è poi sentita male. Gli operatori hanno contattato il centro antiveleni e dai sintomi sono state escluse intossicazioni o pericoli per la salute. All'interno della confezione i resti di un topo. Dopo lo sconcerto la coppia si è recata dai carabinieri ed ha presentato una denuncia. L'animale è stato inviato all'istituto zooprofilattico che ha accertato che si trattava di un topo comune. Immediate le indagini, prima nel negozio dove il prodotto era stato acquistato, ma il servizio di igiene degli alimenti dell'ASL di Brindisi, dopo aver effettuato gli accertamenti al supermercato, non ha riscontrato nulla di anomalo. Controllate le confezioni dello stesso prodotto e della medesima marca che sono state per il momento ritirate in attesa degli esiti delle indagini. Al negozio tutto è risultato nella norma, nel mirino è quindi finita l'azienda trevigiana dove il prodotto è stato confezionato. Incendio invece nel pomeriggio nel garage di un'abitazione a Casale sul Sile. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso e Mestre con un'autopompa, 2 autobotti, l'autoscala e 11 operatori sono riusciti a spegnere l'incendio che ha coinvolto 2 auto, di cui una sportiva, evitando l'estensione delle fiamme alla vicina abitazione. Complesse le operazioni di spegnimento per la presenza di 2 bombole di GPL e barattoli di vernici e diluenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, intossicato. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. Sono proseguite per tutto il pomeriggio invece le operazioni di bonifica e il ripristino della sicurezza del luogo. Quindi lo ripeto, a Casale sul Sile nel pomeriggio di oggi. Veniamo alla pagina politica. Questa mattina la presentazione ufficiale, la Regione del Veneto ha un nuovo assessore regionale al lavoro e all'istruzione. È la prima cittadina di Portoviro, Mantoan. Io penso che il contributo più importante che darò sarà quello di amministratore di un piccolo comune, perché spesso noi sindaci, almeno io lo sono ancora per qualche giorno, ci troviamo ogni giorno a dover prendere delle decisioni a fronte di nuovi problemi che si aprono. Valeria Mantovan è il nuovo assessore al lavoro e all'istruzione della Regione Veneto. Zaia le ha conferito l'incarico a Palazzo Balbi in sostituzione di Elena Donazzan, eletta all'Europarlamento di Bruxelles. Giovane donna che sono stati 2 presupposti per la scelta. Ringrazio ovviamente tutti quelli che si erano messi a disposizione, grandi profili, non c'è dubbio. Valeria Mantovan ha anche esperienza da amministratore e sindaco e devo dire che fra l'altro devo anche ringraziare Fratelli d'Italia perché mi ha lasciato totale serenità nella scelta e questo è fondamentale. Per la fiducia ricevuta, Mantovan ha ringraziato anche il suo partito, Fratelli d'Italia, e la Premier Giorgia Meloni. Non è sempre facile superare dei pregiudizi alle quali poteva essere comunque soggetta la mia figura e, come dicevo prima, anche quello legato all'età, no? Quando si dice in maniera un po' semplicistica che una persona è in grado di fare o non fare una cosa in base a questa. Sindaco di Portoviro e presidente provinciale di Fratelli d'Italia a Rovigo, Valeria Mantovan ha 34 anni, più o meno l'età che aveva Elena Donazzan quando nel 2005 assunse la stessa carica, diventando 19 anni dopo l'assessore più longevo nella storia della regione. E dopo Elena Donazzan è stata proprio Valeria Mantovan la candidata donna più votata in Veneto alle ultime elezioni europee. Elena è stato un assessore bravissimo, è stato assessore per molti anni, quindi è chiaro che è una sfida importante. Io dico sempre l'approccio, non si nasce imparati, però l'importante è mettercela tutta e mettersi anche a studiare, ad imparare con umiltà. Laureata in giurisprudenza a Padova, Valeria Mantovan è istruttore amministrativo al Comune di Venezia. Dall'ingresso in politica, appena 24enne, in appena 10 anni ha bruciato le tappe raccogliendo un consenso elettorale crescente e se in regione porterà la sua esperienza di sindaco, alla prima domanda politica su Ius Scholae e cittadinanza cita un'esperienza personale, quella della madre egiziana. Lei ha fatto un percorso molto lungo che l'ha portata alla fine a ottenere la cittadinanza e a dare quel valore alla cittadinanza, perché io credo che sia proprio il percorso che si fa per ottenerla che le dà quel valore. C'è più che altro la necessità di sburocratizzare determinate pratiche che oggi invece sono veramente lente.
Professore dell'Alta Padovana insultato da uno studente di un istituto superiore della Marca Trevigiana perché omosessuale. Il caso viene archiviato in tribunale perché mancherebbe una legge ad hoc. Parla il professore, così dice: si dà il via libera ai ragazzi a comportarsi come vogliono con i docenti. Queste le sue parole, questa è l'intervista rilasciata a Francesca Bozza. Sono rimasto sconcertato perché allora vuol dire che c'è il via libera per gli studenti di tutta Italia di trattare come vogliono i professori, che sono dei pubblici ufficiali secondo la legge, però a quanto pare non hanno alcuna tutela. A parlare il docente, originario dell'Alta Padovana, 25enne, vittima di insulti omofobi da parte di uno studente di un istituto superiore della Marca. È il professore a ritornare a quel giorno di un anno fa. Lui è in classe insieme ad un collega. C'è un momento di confusione. I due insegnanti richiamano i ragazzi all'ordine. Qualcuno protesta. E addirittura sento che qualcuno appunto mi chiama Finocchio. Nella classe cala il gelo. Ero un po' titubante, però ho deciso di comminare appunto una nota disciplinare all'alunno in questione. I genitori credo l'abbiano letta, però sta di fatto che non sono mai venuti. Silenzio da parte della famiglia e dello stesso studente. Comunque non ho ricevuto delle scuse né dal ragazzo. Dopo lunga riflessione il docente decide di denunciare l'alunno per oltraggio a pubblico ufficiale, ma in assenza di una legge contro l'omobitransfobia il tribunale non ha potuto fare altro che archiviare il caso. Speravo di avere un piccolo risarcimento, speravo di ottenere una sentenza a mio favore che magari potesse incoraggiare qualcun altro, invece non è stato così. Non lamentiamoci poi che i ragazzi crescano in un certo modo se siamo noi adulti che poi non facciamo rispettare questi confini. Il professore ha deciso di portare alla luce quanto accaduto per creare un deterrente per futuri comportamenti simili. Quando si dice finocchio a una persona, non è detto che quella persona sia omosessuale, è un atteggiamento sbagliato, è qualcosa di pesante, che sarebbe molto meglio se non ci fosse. Credo che il legislatore dovrebbe assicurarsi che oltre al razzismo, oltre alla tutela delle disabilità, all'inclusione, dovrebbe assicurarsi anche che ci sia questo ambiente inclusivo nei riguardi degli orientamenti sessuali. Finché impunemente si può offendere una persona LGBTQIA+, non abbatteremo il muro della discriminazione. Tali espressioni offensive non colpiscono solo le persone, ma anche i loro familiari, i loro amici, tutti coloro che sanno cosa significhi essere discriminati. Sì, serve una legge che dica basta alle discriminazioni, che metta i cittadini sullo stesso piano, dice Paola Marotto, presidente del coordinamento LGBTE di Treviso. Vi mostro questa foto che riguarda un incidente che si è registrato nel pomeriggio in A4, un grave incidente che ha coinvolto un tir e un motociclista, un ragazzo che guidava uno scooter, un tamponamento. Questo motociclista è stato portato in codice rosso all'ospedale. In questo angolo di A4 tra gli svincoli di San Donà di Piave e Cessalto si sono mosse le squadre dei Vigili del Fuoco da San Donà, Motta di Livenza e Mestre. Sono stati messi in sicurezza chiaramente i mezzi e poi appunto è stato deviato anche il traffico ed è stata una giornata comunque difficile anche per i lavori in corso proprio nella zona di Cessalto. Questa è un'immagine che riguarda appunto l'area che ci è stata trasmessa proprio in questi minuti dal sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Quindi l'ennesima giornata difficile in quella zona a ridosso della 4, vuoi per i lavori sui cavalcavia, vuoi appunto per questi incidenti che continuano a susseguirsi nel tratto maledetto. E noi parliamo di mobilità, ma in tutt'altri termini. Andiamo a Treviso per la settimana europea della mobilità. La settimana europea della mobilità è stata l'occasione per fare il punto sui programmi presenti e futuri della mobilità che a Casugana stanno pensando per la Treviso che verrà.
Oltre a proseguire la sperimentazione sui bus a chiamata, progetto che ripartirà a gennaio, Corrado Bianchessi, direttore di MOM, e Andrea De Checchi, assessore alla mobilità, stanno pensando ad una sorta di linea di bus circolare che percorre il PUT con continuità, in modo da garantire una copertura totale del perimetro cittadino. Potrebbe essere una linea tram o un bus sul quale scendere e salire con biglietto unico giornaliero settimanale, come già si fa nelle grandi città. L'idea potrebbe garantire a tutti quei pendolari del lavoro che percorrono pochi tratti in auto ma intasano comunque la città la mobilità che oggi manca. Integrando poi l'aspetto della cittadella sanitaria all'interno di quel percorso urbano con mezzi diversi, più piccoli ed elettrici, stiamo lavorando però anche su alcune dorsali che con, questo lo si può dire perché è nel PUMS, con l'incremento dove possibile di alcune corsie preferenziali possano avvicinare il trasporto pubblico a qualcosa che abbia caratteristiche più legate alla stabilità della vita. Se si pensa che la media delle auto a Treviso percorre dai 2 ai 5 km giornalieri, si capisce bene quale sia l'importanza che l'amministrazione conferisce al trasporto pubblico. Tra marzo ed aprile arriveranno 138 nuovi mezzi elettrici ed a metano per garantire sostenibilità e rispetto dell'ambiente, con i quali MOM punta proprio ad espandere il parco clienti. Come sapete oggi MOM l'80% dei propri clienti sono studenti. Con l'arrivo dei nuovi mezzi cerchiamo a questo punto un diverso approccio, soprattutto con i lavoratori, perché i lavoratori mancano l'appello di MOM. Intanto il 27 settembre si farà un convegno sulla sicurezza stradale e il 18 ottobre tornerà PUMS in piazza, stavolta in Piazza Duomo, che sarà reso pedonale in una sorta di test di quello che verrà dopo la costruzione del parcheggio di Piazza Vittoria. Ma il Comune pensa anche a nuove zone 30, là dove necessario, e a proseguire le iniziative con le scuole con il progetto Tutti a scuola a piedi o in bici, che quest'anno si svolgeranno tutti gli ultimi venerdì del mese. Infine la ZTL di Via Roggia. Da ottobre partiranno gli avvisi ai residenti che dovranno chiedere i permessi in comune, ma la chiusura non sarà effettiva prima di dicembre. Intanto questa mattina proprio in giunta gli assessori hanno dato il via libera al progetto del quarto lotto della tangenziale che Veneto Strade ha presentato al Comune qualche settimana fa. Nessun provvedimento né natura deliberativa naturalmente è previsto su questo tema. Oggi era un termine interno per gli uffici, perché gli uffici che sono interessati dalla progettualità del quarto lotto sono diversi, quindi oggi gli uffici nell'aspetto tecnico hanno inviato le loro osservazioni. Nei prossimi giorni provvederemo a collazionare un parere unico con anche naturalmente qualche valutazione di natura politica e poi verrà evidentemente trasmesso a Veneto Strade. Nessun atto definitivo, ma di fatto la Giunta ha dato il via libera al progetto che Veneto Strade ha presentato a fine agosto al Comune riguardante il quarto lotto della tangenziale. Un progetto rinnovato rispetto a quello originario che prevedeva 4 corsie, ora invece se ne prevedono 2, una per ogni senso di marcia. Inoltre dovrebbe esserci una leggera modifica per quanto riguarda lo sbocco sulla Feltrina, ora spostato di fronte al centro commerciale Iperlando. Ma la domanda più importante riguarda il tracciato che originariamente passava vicino e anche dentro alcuni terreni privati, in via Casette. Il sindaco Mario Conte ha dato rassicurazione che così non sarà, ma entro il 30 settembre il Comune dovrà restituire a Veneto Strade tutte le osservazioni del caso e poi si procederà. Vista l'importanza e quanto noi riteniamo fondamentale per la nostra viabilità il quarto lotto, il progetto che ci è stato mandato è ampiamente e largamente condivisibile, così con la filosofia della sua riduzione, meno consumo del suolo, meno costi di realizzazione, ma poi adesso nei dettagli tecnici e in alcune particolarità che ci sono arrivate avremo i prossimi giorni per confrontarci. All'inizio della prossima settimana Marilena Rosada, da sempre in prima linea contro la realizzazione dell'arteria, insieme ad un comitato di cittadini, incontrerà il sindaco Conte e l'assessore De Checchi per fare il punto sul progetto, ma le premesse non sono rosee. Si continua a dire che questa strada risolverà un sacco di problemi, che ci sarà finalmente la chiusura dell'anello. Voglio ricordare che non sarà una chiusura di anello, perché la strada si fermerà in Feltrina davanti all'Iperlando, quindi non ci sarà più nessuna possibilità di costruire quinto, sesto, settimo lotto, quindi non ha nessun valore, è solo un collegamento di 3 chilometri da un supermercato all'altro.
Ecco, e quindi io mi sono veramente stancata. Per salvare San Giuseppe da cosa? Che San Giuseppe avrà sempre il traffico ci sarà ovunque perché ci sono troppe macchine e non è che facendo questa tira di 3 chilometri si risolve tutto, non risolve assolutamente niente. L'Ater ha pubblicato il bando per l'assegnazione in affitto a canone agevolato di 14 alloggi suddivisi tra i comuni di Treviso, Povegliano e Spresiano. Le abitazioni saranno messe a disposizione di cittadini residenti nel territorio provinciale. I criteri di assegnazione sono mirati principalmente a famiglie o giovani coppie in cerca di case in locazione. Il bando scade il 17 ottobre 2024. Non solo emergenze abitative, Ater Treviso prosegue nella sua missione, che è quella di favorire l'accesso alla casa, specie in un momento storico in cui è sempre più difficile trovare alloggi in affitto, spiega il presidente Mauro D'Alziglio. E noi adesso ci spostiamo a Musano di Trevignano per una vicenda davvero inquietante. Pezzi di wurstel con all'interno degli aghi lasciati lungo il marciapiede. Forse la vendetta di un cittadino contro le deiezioni dei cani. La situazione è inquietante e preoccupa. L'appello che voglio fare ai miei cittadini è di prestare un po' più di attenzione in questi giorni quando passeggiano qui con il proprio animale domestico, di avere anche un po' più cura di raccogliere le deiezioni dei propri animali in modo da evitare questi comportamenti esasperati. Il gesto è un gesto vile e codardo che va sicuramente condannato. Forse l'azione di un cittadino infastidito dalla presenza delle deiezioni dei cani non raccolte dai proprietari. Secondo il consigliere comunale di Trevignano Gianluca Colusso ci sarebbe questo alla base dei pezzi di wurstel con all'interno degli aghi ritrovati a Musano in via Montecivetta lungo il marciapiede a 2 passi dal parco cittadino. Ad accorgersene un residente che ha immediatamente avvertito Colusso, che anche grazie ad un tantan sui social ha informato gli altri cittadini prima che qualche animale si facesse male. È una situazione che non era mai successa, che preoccupa un po', ma è stata risolta. Ho cercato tempestivamente di avvisare tutti i miei concittadini del pericolo. La zona è stata immediatamente bonificata. In queste ore un volontario ha effettuato un sopralluogo anche all'interno del parco per sincerarsi che non ci fossero altri bocconi. Dell'accaduto sono state informate anche le forze dell'ordine. Ai cittadini l'appello a raccogliere le deiezioni dei loro animali e a segnalare altri ritrovamenti sospetti. Un appello poi anche al comune. Un po' più di cura del verde magari sarebbe adeguata e mostrerebbe di più queste situazioni, e anche una videosorveglianza eviterebbe magari certi comportamenti o aiuterebbe a trovare il responsabile di questi vili comportamenti. Siamo pronti per andare a Monastir per parlarvi di un'importante ricerca economica, ma lo faremo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per i temi dell'economia e del lavoro. A Monastir è stata presentata un'importante ricerca che riguarda in particolare il settore metalmeccanico. Il valore aggiunto che viene generato dall'attività produttiva delle lavoratrici e dai lavoratori è stato sempre più assorbito dai profitti delle imprese ed è andato sempre meno ai salari. In Veneto ancor più marcati che a livello nazionale i profitti dell'industria metalmeccanica, di cui però i lavoratori non hanno beneficiato, perdendo anzi molto del loro potere d'acquisto. La ricerca a cura di Matteo Gaddi del centro studi FIOM, basata sui bilanci delle aziende di settore, è stata presentata a Monastir di fronte a una platea di 550 lavoratori e lavoratrici provenienti dall'intera regione. Le imprese metalmeccaniche venete nel 2022 hanno realizzato quasi 4 miliardi di utili netti, con una crescita rispetto al 2019 di oltre l'89%, e anche in questo caso i salari sono cresciuti tra l'11 e il 12%, non di più. E questo in una fase in cui come metalmeccanici stiamo rivendicando il rinnovo del contratto nazionale, stiamo richiedendo un aumento di 280 euro sui 3 anni.
è una cifra importante ma doverosa per i lavoratori che in questi anni hanno subito un aumento del costo della vita davvero sproporzionato. E poi chiediamo anche di cominciare a confrontarci per quanto riguarda il tema della riduzione dell'orario di lavoro. Vogliamo gestire le trasformazioni delle imprese, vogliamo che si lavori di meno e si lavori meglio nelle imprese metalmeccaniche, e poi la precarietà. È inconcepibile, inaccettabile che si lavori in un'impresa per 3, 4, 5 anni senza avere un posto di lavoro a tempo indeterminato. La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale riprenderà giovedì 19 a Roma. Le richieste della FIOM sono contenute nella piattaforma unitaria per il rinnovo del testo. L'incontro seguirà i 5 già organizzati prima dell'estate. L'obiettivo è quello di colmare le distanze tra rappresentanze dei lavoratori e associazioni datoriali, tuttora ancora molto significative. Il dottor Domenico De Maio, il nuovo vicario del questore della provincia di Treviso, originario di Gran Michele in provincia di Catania, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania, ha ricoperto diversi incarichi nelle province di Caltanissetta, Ragusa e Catania, maturando una solida e diversificata esperienza professionale. Al vicario, che nella mattinata odierna è stato ricevuto dal prefetto di Treviso Angelo Sidoti, gli auguri di buon lavoro da parte del questore Emanuela De Bernardina, dei funzionari e di tutto il personale della questura. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport. Sabato 21 torna in Piazzale Burchiellati la giornata dello sport, quasi 40 le società sportive coinvolte. Si potrà giocare a basket o provare lo judo sul tatami, ma anche giocare a pallavolo o provare sport meno popolari come il canottaggio o il golf. Tutte le discipline saranno rappresentate nella prima giornata dello sport, che riprende le sue attività dopo 5 anni dall'ultima volta che si svolse in città. L'appuntamento è per le 15:30 di sabato 21 settembre in Piazzale Burchiellati. Sì, siamo molto contenti di questo perché le associazioni hanno aderito in massa, ci hanno seguito in questo percorso, abbiamo lavorato in agosto e adesso siamo al compimento, quindi sabato dalle 3:30 tutti in Piazzale Burchiellati, perché così i bambini e i ragazzini potranno provare quello che sono tutte le attività sportive nelle varie discipline. Uno sport qui inteso come agonismo, che instilla i sani valori del combattere dentro regole e disciplina. E io spero che molti ragazzi a partire da questa giornata trovino la loro disciplina e un giorno possano essere dei campioni o comunque nella propria vita si siano molto divertiti a fare sport come abbiamo fatto tutti. Lo sport a Treviso gode di ottima salute. Tra l'altro è appena stato nominato presidente della federazione rugby il trevigiano Andrea Duodo. Gli faccio ad Andrea, che è anche un amico, gli faccio un grande in bocca al lupo e di portare quello che è la nostra città ad alti livelli in Italia e anche in Europa. Ma anche i numeri danno ragione allo sport trevigiano, come conferma il presidente del CONI cittadino Mario Sanson. 2530 associazioni sportive in tutta la provincia, di cui 290 a Treviso. Siamo messi in tutte le classifiche, siamo sempre nei primi posti. Abbiamo anche ieri sottolineato addirittura nello sport femminile siamo al 3° posto su 107 province italiane. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese, ancora una volta la diga del Vanoi, il dibattito attorno a questo progetto. Scongiurare impatto dannoso e discussione su soluzioni alternative, le richieste contenute nell'interpellanza della deputata veneta Luana Zanella di Alleanza Verdi-Sinistra a 3 ministri del governo Meloni. Intanto ieri sera a Cittadella si è svolto l'ultimo dibattito pubblico e la provincia di Belluno ha espresso nuovamente la sua contrarietà a questo progetto. Sala ha forte maggioranza di favorevoli alla diga del Vanoi e non poteva essere altrimenti, dato che il luogo scelto dal Consorzio Brenta per l'ultima tappa del dibattito pubblico sul nuovo bacino artificiale sul torrente Vanoi è stato il suo quartier generale in riva 4 novembre a Cittadella. A dar manforte al presidente del Consorzio Enzo Sonza, Giuseppe Pan, ex sindaco di Cittadella, ex assessore della Giunta Zaia e oggi consigliere regionale del Carroccio. Qualcuno agita lo spettro del Vaionta, detto Pan rivolgendosi alla platea, e a Massimo Bortoluzzi, delegato dal presidente Padrin e alla struttura tecnica della provincia, è parsa un'affermazione infelice, irrispettosa e totalmente avulsa dalla memoria del disastro del 9 ottobre 1963.
La provincia ha comunque ribadito la sua contrarietà all'invaso, motivandola innanzitutto per questioni di sicurezza per gli abitati a valle di Fonzaso, Lamon, Sovramonte e Arsier, poi l'impatto sociale e ambientale dell'opera, infine lo sfruttamento della risorsa idrica e del paesaggio in una delle poche valli rimaste incontaminate. Territori totalmente esclusi dal calendario di incontri pubblici organizzati dal Consorzio Brenta. Da Palazzo Piloni perciò oggi è partita la lettera con la richiesta ufficiale al proponente del progetto e a Gennaro Mosca, dirigente del Ministero Infrastrutture e responsabile del dibattito pubblico. Ho espresso anche il dissenso che avevamo portato nei vari consigli provinciali che sono stati votati all'unanimità, dove abbiamo chiesto che questo progetto venga fermato. Venga fermato perché? Perché siamo su un territorio fragile, perché siamo in zona P4, rischio idrogeologico massimo previsto dalle carte del PAI. Quindi se l'ultima soluzione dovesse essere la diga, sicuramente non può essere eseguita in quella zona. Sulla diga del Vanoi scende in campo il governo. La richiesta formalizzata con una interpellanza depositata lunedì alla Camera dalla deputata veneta Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra. Riferisce l'agenzia Dire che Zanella ha chiesto a 3 ministri dell'ambiente, delle infrastrutture e dell'agricoltura se sono state depositate richieste di valutazione di impatto ambientale statale per la progettazione dell'invaso e se il progetto, finanziato in parte con fondi PNRR, rispetti il principio secondo cui gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non devono arrecare alcun danno significativo all'ambiente. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra sollecita il governo perché sia garantito il pieno coinvolgimento delle comunità locali, delle amministrazioni e delle autorità competenti nell'individuazione di soluzioni alternative per il soddisfacimento del fabbisogno idrico e irriguo cui il progetto vorrebbe sopperire. Andiamo ad Agordo, una vicenda che sta montando in questi giorni, la passerella sul Cordevole chiesta da Luxottica e per cui c'è il no della sovrintendenza. La passerella della discordia, così la si potrebbe chiamare quella progettata da Luxottica sul Cordevole. In ballo ci sarebbero a seguire investimenti da decine di milioni, ma la soprintendenza ha messo dei paletti paesaggistici. Aspettiamo prima di cantar vittoria. È chiaro che l'apertura da parte della soprintendenza di cercare di valutare soluzioni alternative, da quello che ho capito c'è sempre stata e c'è ancora, e quindi questo è sicuramente importante. Mi auguro che questa questione possa essere risolta nel più breve tempo possibile, perché è un investimento importante che garantisce la permanenza sul territorio dell'azienda, e questo qua apre comunque il fronte anche nel cercare di aiutare poi tutte le aziende del territorio le quali hanno problematiche di sviluppo, perché noi abbiamo bisogno di tutelarle, salvaguardarle e cercare in tutti i modi di aiutarle. Oggetto della discordia la passerella strallata, ossia sorretta da cavi tiranti, che dalla fabbrica di Agordo attraverserebbe il Cordevole superando la regionale 203 per approdare al nuovo parcheggio in area Pala Luxottica. Mi auguro veramente che si possano trovare delle soluzioni, perché c'è bisogno di garanzie e soprattutto della permanenza di un'azienda che da ormai lavora a circa 10.000 persone in provincia. La soprintendenza di Venezia ha chiesto Luxottica di modificarla perché è ritenuta troppo impattante. Si tratterebbe certo di un'opera ingegneristica di ottimo livello, ma così come progettata andrebbe a interferire con un paesaggio che ha sullo sfondo l'Agnières, la Marmolada, il Civetta. L'azienda la definisce indispensabile. Diversamente i dipendenti dovrebbero fare oltre 1 chilometro a piedi. La soprintendenza ha risposto che ci può essere il consenso a farla, ma è necessario vedere come. Quando si tagliano alberi, lo sapete, lo sappiamo, è sempre polemiche. A Belluno negli ultimi mesi di piante ne sono state tagliate a Iosa, le ultime oggi nel quartiere di Cavarzano. L'assessore Roccon dice erano malate e pericolose. Polemica a Cavarzano. Nel piazzale, attorno a cui ruota la frazione del capoluogo, sono stati tagliati 3 alberi e ci sono cittadini che si sono già fatti avanti per protestare. Chi ne ha la competenza spiega però che l'abbattimento delle piante era assolutamente necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Siamo circondati da alberi, ma ovviamente quelli che tagliamo sono certificati anche nella loro salute, e questi 3 alberi
il piazzale Vittime e via Fani indubbiamente andavano tagliati proprio per la sicurezza dei pedoni e anche delle auto che ci stavano appresso sostanzialmente. Diversamente da quanto accaduto in altri luoghi, le piante tagliate in piazzale Vittime di via Fani non verranno sostituite. No, non vengono sostituiti, non vengono tagliati altri alberi, questi erano proprio ammalati e per la sistemazione del piazzale Vittime via Fani con i suoi 100 posti auto a cui faremo le righe bianche e quindi la segnaletica orizzontale, indubbiamente andavano messi a dimora, come si dice, tagliati sostanzialmente. Se c'è stata polemica per 3 alberi, è facile immaginare cosa accadrà quando nelle aree antistanti il cimitero di Prade dovranno essere abbattute tutte le sofore presenti, che però in questo caso verranno tutte sostituite. Tutte le sofore lì soffrono di una malattia esterna e anche interna, diciamo nelle radici, e quindi vanno sostituiti. Sistemeremo con il progetto SISUS tutto il viale e daremo ovviamente una immagine diversa anche al cimitero di Prade, che è il cimitero principale della città di Belluno. Per noi è tutto, almeno per il momento, sia da Belluno che da Treviso. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.